È alta la tensione al comune di Porto Empedocle. A calmare gli animi non è bastato il pagamento del primo dei due stipendi arretrati ai dipendenti comunali. Dopo le dichiarazioni soddisfatte del sindaco Ida Carmina, che alla luce della prima tranche di stipendi in arrivo ha dichiarato di aspettare i complimenti dopo le critiche, hanno risposto alcuni consiglieri comunali dopo la riunione della conferenza dei capigruppo con una dura nota contro la prima cittadina. Il Consiglio comunale ha dedicato una seduta al caso dei dipendenti senza stipendio. La conferenza dei capigruppo, se da un lato è espresso totale vicinanza ai dipendenti comunali per la difficile situazione in cui versano, dall'altro ha stigmatizzato aspramente il sindaco. La corresponsione di una sola mensilità è stata indegnamente strumentalizzata dal sindaco per rivendicare enfaticamente il plauso della collettività. Attaccano i capigruppo di donne al comune Cittanuova, PD Sicilia Futura e Gruppo Misto, che criticano inoltre il sindaco per l'uso quotidiano, smodato e farneticante dei social media, che non solo svilisce oltremodo la serietà e la credibilità dell'immagine istituzionale ed ufficiale dell'intero ente, ma fornisce altresì, con continue allusioni e frasi tendenziose, una rappresentazione negativa e non veritiera di un consiglio comunale che ad oggi è invece responsabilmente votato ed approvato senza ostruzionismi tutte le poche proposte giunte. I capigruppo inoltre si augurano che con serietà e senso del dovere si possa operare per il vero interesse dei lavoratori della città, astenendosi dal fomentare sterili polemiche create col precipuo scopo di celare un'incapacità amministrativa intollerabile che ha già paralizzato l'intera città. Il Consiglio comunale, ancora una volta in questa sede, si legge ancora nella nota dei capigruppo, manifesta la propria disponibilità ad una collaborazione fattiva e costruttiva, ritenendola indispensabile per poter affrontare e risolvere le criticità dell'ente. A tale scopo esorta il sindaco e la sua giunta ad assumersi senza pseudo alibi le responsabilità di una gestione amministrativa fino ad adesso lenta, confusa ed inefficiente. E critiche al sindaco sono arrivate anche da CGIL, CISL e UIL, che hanno ringraziato il presidente del Consiglio comunale e capigruppo per aver dedicato una seduta al caso. Con rammarico hanno dichiarato i sindacati: registriamo l'assenza del sindaco e dei capigruppo del Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle nel cuore del gruppo misto. Da parte nostra la riteniamo un'occasione perduta per l'amministrazione attiva, la quale non ha partecipato all'incontro, non preoccupandosi di far pervenire alcuna motivazione.